Coach, una vittoria che equivale a un'autentica boccata d'ossigeno, la prima peraltro della stagione in casa. Sottolineerei proprio, cioè, da parte della squadra c'è stata proprio una prestazione di crescita e di maturità. Sei d'accordo? Sì, sì, la crescita fa parte di un periodo, questo ultimo, che l'ha segnata anche nelle partite in cui noi magari poi alla fine siamo usciti senza vincere la partita. E se io vado a vedere oggi l'imprinting della partita e magari guardo un attimo indietro, anche se non dobbiamo guardare indietro, ma solo guardare in avanti, vedo che oggi abbiamo fatto una partita completa e non abbiamo diciamo, le fasi del gioco non le abbiamo frammentate, perché oggi abbiamo preso 40 rimbalzi, però abbiamo anche fatto l'oltre il 90% al tiro libero, cosa che per esempio contro Lumezzane e contro Vicenza forse sono la causa di una partita che potevamo vincere in entrambi i casi, e questo mi pare che sia una cosa importante. Se dopo andiamo a vedere anche il computo delle palle perse, c'è un risvolto che va analizzato un pochettino. Il terzo quarto partiamo con 2 palle perse banali così, però alla fine finiamo con 12. Sai, 12 palle perse qui e 20 palle perse contro la Virtus su una partita persa da 6 punti, abbiamo dato troppi possessi agli altri, quindi vuol dire che nell'ultimo periodo della crescita e la squadra nel campo produce del gioco, vedi anche la quantità di tiri liberi, per cui bene, boccato d'ossigeno sicuramente, ne avevamo bisogno. E ne avevano bisogno soprattutto i ragazzi, perché è molto frustrante, perché magari noi allenatori, la società in qualche maniera è in grado più o meno di incassare tanto, come un pugile che incassa tanto ma sta in piedi. I giocatori che spendono molto magari ogni tanto vivono qualche frustrazione. I ragazzi hanno lavorato molto bene e in questo periodo qua, in questa settimana anche l'abbiamo preparata. Io vorrei dare un merito a Morgillo, che sul piano partita, su Caron, che è il punto di riferimento della squadra, ha fatto un lavoro eccezionale in post basso, ha creato tutte le occasioni che avevamo un po' pianificato e provato in allenamento, per fare in modo che lui non fosse efficace in campo, e questo è giusto sottolinearlo. E dopo, come il resto, il collettivo insomma ha giocato, ci siamo permessi di poter fare una rotazione un pochino più ampia, e adesso dobbiamo respirare bene, perché questo è ossigeno, puntare già alla prossima cercando di proseguire con la crescita, ma noi dobbiamo andare in campo in maniera completa e fare una partita in tutte le sue fasi complete. Non dobbiamo sprecare, perché abbiamo già sprecato qualcosina, forse stiamo imparando, mi auguro che sia così. Ecco, questo può essere secondo te un punto di svolta, insomma, anche della stagione? Ma, allora me lo auguro, non è così secondo me matematico nello sport, ma me lo auguro. Io credo che passi sempre tutto tramite come si lavora e che aria si respira. Noi stiamo facendo di tutto per far respirare un'aria che non sia pesante, l'abbiamo fatto anche quando eravamo 1-7, e oggi abbiamo fatto questa partita, abbiamo vinto. Non era una partita che doveva essere scontata, non c'è una partita scontata, bisogna conquistarla. Io credo che oggi abbiamo fatto il nostro e l'abbiamo conquistata. Grazie coach e in bocca al lupo per la stagione. Grazie.